È diventata la notizia del giorno a Mogliano il matrimonio rovinato di Natascia. Una vicenda che ha diviso i moglianesi tra chi sta con la sposa in una sorta di solidarietà tutta al femminile e chi sta con il comune che a rigor di pratiche avrebbe concesso solo la sala consiliare. C'è già fuori da tempo sta cosa qua su Facebook, su tutti i social, e quindi Ha sbagliato la sposa, insomma. secondo me sì. Però a Mogliano, anche storicamente parlando, la mediazione è di casa, per cui Si potrebbe togliere qualcosina davanti e fare un rinfresco offerto del sindaco. No, azione democratica, non democristiana. la fazione giovane della squadra rosa invece punta a far levare tutto. Dovrebbe smontare tutto. Sì, anch'io penso parlerei col comune e fare smontare tutto. Avete visto cosa c'è lì da smontare? Sì. Vabbè, però è un matrimonio, è un matrimonio. Non lo so, cioè qualcosa si fa, una sposa investe un sacco sulla sua preparazione, deve spiccare, quindi o si muove in modo che lei sia comunque la regina o si smonta. Io sto con la sposa, hashtag. Poi c'è chi propone di salvare, come si dice, capre e cavoli. Una soluzione di compromesso? Uno sconto ai gazebo per la sposa. E ancora c'è chi spera in un colpo di scena. Come matrimonio, sempre un indovino, un punto di domanda. Ma se lei fosse il sindaco, vedendo Se io fossi il sindaco, il minimo chiedere scusa e fare la festa per la sposa. Come sempre dalle donne i consigli pratici per risolvere brillantemente la situazione. Io mi sposerei in simpatia, faccio pure il rinfresco lì. Un bel aperitivo e tanti saluti, no? Un'idea che piace molto allo chef della festa paesana. Io a casa ho il vestito da sposa di mia moglie, potrei anche mettermelo, insomma, così potrei fare anche un po' di scena. Lei è lo chef, vero? Sì. Fino a 5 minuti fa sì. Da ora non più. Infine, scartato in assoluto lo slittamento ad altra data della cerimonia. No, non ci si riveste, no, non è la stessa cosa. Io sono truccatrice ed è un giorno. Ed è Stop. quel giorno.